mi pare che era in contatto con la resistenza, con Carbonera. E sollecitava, dice, sappiamo sta caserma, no, cassano. Manco no. E dice, io consigliavo, no, dice, stiamo buoni perché sembra che sia una colonna pesante dei tedeschi e stava andando verso il confine per rientrare. E è pericoloso, dice, siamo là. E invece si qua batteva, soprattutto mi pare, batteva i piedi perché cassano, devo dentro no, anche perché portiamo via tutto, no, vediamo la popolazione quelli che dentro, no, prima che si alzava i fascisti. Anche la roba da mangiare, insomma. Soprattutto qui era piena la caserma, era piena in bottiglia di roba che non te idea, ma quanta roba che era dentro. E dice, no, dice, non ti consideriamo, non ti diamo una mano, no. E mi pare se ha consultato con tre, soprattutto con Fierotto, perché vendeva il pesce. Fa, tira quattro bestemmie, sto Fierotto, sto uomo no. Tira quattro bestemmie e decidevano altri. E decide che fa un volantino scritto a mano addirittura in qualche maniera da buttare dentro in caserma fascisti no, con scuro 2 o 3 giorni prima che finisse la guerra, insomma, che arrivassero gli americani, prima gli americani vadano avanti, primi, poi inglesi, in caserma, prima di tutti gli stati americani, 2 o 3 giorni prima, cioè, poi fa questo volantino duplicato, quindi se 20 non so, e con scuro pigliai un sasso e ha buttato tutti dentro in caserma e era scritto presso poco così, se domani entro 24 ore non aveva abbandonato la caserma si andai via tutti durante la domanda notte e in seguito che succede il fine mondo che buttiamo dentro il fuoco quei bottiglie incendiari e le bruciamo tutti abbastanza vivace sto cazzo no, è il difetto se ho visto il giorno dopo, no, e visto che ti guardo, ti va a solcare rotta le cose, ti devi partire con le biciclette, vestiti da borghese, e a caserma dell'età pressoché vuole, insomma. Quando che si è svolato completamente, non hanno riapprovato i portoni, e si sta dentro tutta la popolazione, poi più altre, no? Che ha visto l'assalto alla dirigenza proprio, che era di tutto da mangiare, attrezzi, macchine, un casino che non finisce più. Questa è stata l'operazione. Però, cazzo, sempre a Carbonera, una lignea cosa, di stare attenti perché chi è la caserma, perché c'è una colonna che viene giù e rientra, sta andando verso il confine. Allora che è pericoloso, è pericoloso. E avanti ci dobbiamo creare anche la via di scampo, no, come si arriva questa colonna, da davanti. E come chi spara, che qui i cannoni, come chi spara pesantemente, scampiamo dalla parte del Dio, se dobbiamo preparare la via di fuga, insomma, verso la campagna tutti. E davanti non avremmo visto questa colonna, no, non è mai passata per qua. E improvvisamente vedremo sul fondo della piazza d'armi, vedremo che arriva 4-5 camionette con mezzi leggeri, mitraglie leggere, guardare che vengono tutti per sparare. E via, questi tedeschi si guardano. E gli americani, Ciappa tira su una bandiera rossa, qualcuno tira su una bandiera rossa e sventolata da dentro la caserma, e quindi vieni a piedi, ai camionette, vieni in moto diesel, e soprattutto gli era graduati, quindi verso la caserma a salutare, e però vedo via bandiera rossa, uno di questi ufficiali, e tutto che acciappava la bandiera rossa a quel che l'aveva in mano, falla su e portati a casa. Era polacco, Dio, che qualcuno è. A caserma avremmo conquistato che maniera storia col CLN, data dichiarazione del Carbonera. Questo è un episodio. Poco Romi, che è il comandante di brigata del Carbonera, avremmo ridotto, avremmo scassato la roba qua.